Sono qui all'Ateneo Veneto a parlare di salute circolare. Salute circolare è, secondo me, la salute del futuro, perché abbiamo capito con la pandemia, con l'emergenza climatica, con quello che abbiamo sotto gli occhi, no? Anche qui a Venezia, la siccità, che tutto è collegato. La salute degli animali, delle piante, dell'ambiente è collegata alla nostra salute e alla nostra sopravvivenza. Venezia è una città importantissima che è stato uno snodo centrale per la crescita dell'Europa ed è stata anche una città che è stata flagellata da alcune malattie. Ecco, io sono contenta di essere qui a Venezia per raccontare questo approccio nuovo alla salute che possa portarci in una dimensione che sia più responsabile e più sostenibile e soprattutto che tuteli e protegga la salute nostra e del sistema nel quale operiamo.